Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Parliamo di Covid questa sera e non solo, parliamo di medicina, della situazione sanitaria del nostro Friuli Venezia Giulia, che però purtroppo deve fare i conti con i contagi che sono in aumento, un pericolo di zona gialla possibile, il virus che comunque non molla nonostante la percentuale dei vaccinati sia in leggero rialzo, anche se ancora c'è tutta una fetta da convincere. Abbiamo visto come la nostra regione è stata al centro, un po' anche a livello nazionale, dei movimenti anti-Green Pass e no Vax. Ne parliamo questa sera e siamo nella sede dell'Ordine dei Medici di Pordenone con il dottor Guido Lucchini, che è anche il presidente della federazione, il presidente regionale della Federazione dei Medici e dei chirurghi odontoiatri del Friuli Venezia Giulia. Allora, grazie intanto dottor Lucchini per essere disponibile ancora con noi questa sera e per fare di nuovo il punto di questa situazione che pensavamo potesse essere migliore, ma purtroppo ci dobbiamo scontrare con i numeri di questo periodo. Ecco, come mai? Innanzitutto ringrazio l'emittente che mi dà l'opportunità di parlare di questo argomento, un argomento alquanto attuale, ahimè. Si pensava che in 12 mesi tutto fosse risolto, invece guarda caso abbiamo questo costante aumento della percentuale di casi positivi al Covid, ma lo strumento fondamentale che ci permette di essere ottimisti alquanto è che abbiamo visto che lo strumento della vaccinazione diventa sempre più uno strumento concreto che ci dice che chi si vaccina non si ammala, o se si ammala poco e con minore intensità di sintomi rispetto a coloro i quali non si sono vaccinati. Non sono qui per fare una propaganda pro vaccino, assolutamente, perché le persone che si vaccinano devono decidere loro stesse se farlo o meno e soprattutto eventualmente dopo un'azione di counseling dato da persone importanti potrebbero raggiungere anche la convinzione che il vaccino è bene sia fatto. E a questo punto dico che vaccinarsi è bene e parlando appunto di vaccinazione e di terza dose, questa rappresenta un'ulteriore spinta affinché il cittadino possa andare in quell'area di sicurezza che lo rende immune da questa malattia, dal Covid appunto 19. Ecco, ha parlato appunto di terza dose e voi sanitari siete stati i primi ad essere coinvolti con la vaccinazione, lo sono anche gli anziani. Purtroppo vediamo però che anche nelle case di riposo il virus è tornato a mordere, forse perché un po' sta scadendo l'effetto della seconda dose, si sta iniziando anche la terza dose, anche se fortunatamente gli anziani finiscono decisamente meno in ospedale rispetto a prima, però c'è attenzione sulle case di riposo. C'è molta attenzione nelle case di riposo e nelle strutture intermedie in genere, nelle RSA, nei centri diurni, in tutte quelle strutture dove vengono collocate le persone anziane e fragili, multiproblematiche. C'è un occhio di riguardo, c'è un'attenzione maggiore certamente. Le persone anziane che sono collocate nelle case di riposo sono le persone che hanno fatto la prima e la seconda dose all'inizio dell'anno e di conseguenza, ora come ora, stanno raggiungendo quel periodo in cui l'immunità comincia a calare. Ecco che è necessario quindi iniziare quanto prima con la terza dose anche nelle case di riposo e per questo ci sono stati degli incontri con l'azienda e i professionisti del territorio, voi medici di medicina generale, e quasi la totalità dei medici è disposto a proporre ai propri assistiti collocati nelle case di riposo la terza dose. Sempre in maniera volontaria, non c'è nessun obbligo da parte del professionista di fare la vaccinazione al proprio assistito, ma volontariamente si è visto che oltre il 90% dei medici di medicina generale si è dimostrato propenso e quindi a sviluppare l'azione vaccinale in questi assistiti. Ecco, se non si dovesse fare la terza dose c'è un po' il rischio che le prime due pian piano finiscano il loro effetto e di averle quindi sprecate, cioè è importante farla per ripristinare insomma gli anticorpi? È importante farla, non è raccomandata dalle autorità nazionali, cioè quelle deputate proprio a erogare e a sviluppare le azioni di indirizzo, è fortemente raccomandata e soprattutto è raccomandata adesso dai 60 anni in su, ma anche nella fascia di età che va dai 50 in su e per arrivare poi anche nei minori, ma eventualmente parleremo dopo.
Sì, parliamo dopo dei minori, parliamo però di virus anti-influenzale, perché l'influenza lo scorso inverno non l'abbiamo vista, forse perché eravamo tutti confinati un po' nelle nostre case, però quest'anno a sentire anche i suoi colleghi dovrebbe ritornare, forse essere addirittura forse più aggressiva, perché il nostro corpo si è abituato meno ad incontrare questo virus. Ecco, chi deve fare l'anti-influenzale? È consigliabile farla assieme alla terza dose del vaccino, in 2 momenti separati? Allora, è una bella domanda questa, perché serve per divulgare un po' le conoscenze affinché il cittadino prenda contezza di come si deve comportare. La vaccinazione anti-influenzale e la terza dose si possono fare in contemporanea. Si possono fare se ci sono le condizioni organizzative per poterlo fare. Noi medici ci eravamo proposti, però diventa molto difficoltoso gestire il vaccino Pfizer e Moderna, perché dovremo avere la certezza dall'azienda che ci venga consegnato quel giorno, e noi dovremo avere nei nostri studi il numero di cittadini, di persone che devono essere vaccinate, perché basta che manchi 1, 2, 3, 4 persone perché poi 3-4 dosi di vaccino non possano essere sfruttate al meglio, quindi perse come dosi. Noi miriamo all'appropriatezza, cioè ad fare un giusto uso delle risorse che abbiamo e quindi spendere con oculatezza quello che ci viene fornito. A proposito di anti-influenzale, come siamo con le dosi? Perché l'anno scorso c'era stata una grande campagna, però poi ci si era scontrati con il fatto che di fatto voi medici di famiglia non avevate le dosi a portata di mano, la stessa cosa per le farmacie. Quest'anno qual è il sentore? Sì, l'anno scorso è successo questo, che poi la gente afferiva nei nostri studi e non c'era il vaccino e la colpa era nostra perché non li vaccinavamo. No, non era così, era ben altro il motivo, ma non sto qui a dilungarmi. Quest'anno la Regione ha acquistato circa 470.000 dosi di vaccino, necessarie a coprire quella fascia di età che va dai 60 in su e a coprire anche tutte quelle classi di rischio per motivi di salute, tipo i diabetici al di sotto di 60 anni, i cardiopatici, i broncopneumopatici cronici e quindi tutte quelle persone che sono affette da patologie dove la vaccinazione anti-influenzale diventa un sussidio fondamentale per preservarli in salute e per tutelarli in questo settore. Abbiamo parlato degli anziani, parliamo adesso dei bambini e qui ritorniamo invece sì al vaccino anti-Covid. Si sta pensando, le autorità sanitarie lo stanno facendo, in America si sta già facendo, peraltro il vaccino nella fascia d'età 5-11 anni. Molti genitori sono un po' preoccupati perché insomma non sono tanto propensi a vaccinare bambini così piccoli, viste anche che le conseguenze che sono state poche. Ecco, qual è il suo parere e il suo consiglio eventualmente da dare ai genitori? Siamo stati precursori in questo tema come ordine sull'aspetto della vaccinazione dai 5 agli 11 anni, perché già il 25 settembre ultimo scorso, proprio nel nostro auditorium, si è sviluppato un incontro, primo in regione ma primo nelle Tre Venezie, in cui si parlava della vaccinazione nei minori da 5 a 11 anni, 2 punti, gli aspetti etici. E per questo la Commissione di Etica e di Deontologia del nostro ordine si è proposta come stakeholder, cioè interessata, affinché questo evento avesse la diffusione massima, ma soprattutto che si servisse di persone esperti veramente all'altezza del tema. Nella nostra commissione di etica e di deontologia abbiamo come presidente responsabile scientifico il professor Emilio Mordini, psichiatra di fama, il quale ha fatto una bella relazione quel giorno assieme anche alla professoressa Gandini di Milano, dello IEO di Milano, nonché del pediatra Paolo Lubrano e anche della Teresa Tassan-Viol, che è in rappresentanza dei presidi della scuola, perché quando parliamo di vaccinazione dai 5 agli 11 anni è importante capire che anche la scuola ha un ruolo fondamentale. Parlare di vaccinazione nei bambini da 5 a 11 anni è un problema importante e molto delicato. Fortunatamente gli organismi regolatori hanno emanato così queste linee guida dicendo che si può fare, sia l'FDA americana ma anche l'EMA europea hanno dato l'assenso e il consenso, hanno raccomandato la vaccinazione, non l'hanno resa obbligatoria, sia ben chiaro, e quindi poi spetterà alla famiglia, in primis ai genitori, stabilire se vaccinare il proprio piccolo o meno.
magari supportati anche dall'aiuto del proprio medico di famiglia e del pediatra, certamente. Ma è una cosa importante e quest'ordine ha già affrontato questo tema in settembre e pensi, direttore, che il 16 novembre, di nuovo in questo auditorium e in videoconferenza, sarà devoluto lo stesso evento formativo a tutti i 200 medici di famiglia della nostra area vasta, proprio per renderli coscienti e che abbiano quindi contezza di quello che si sta parlando, di quello che si va incontro, e se ci sono bisogno di linee guida, ben venga che gli operatori delle cure primarie vengono supportati anche da queste linee guida. Sul fronte dei bambini bisogna dire che è più per gli altri che per loro forse il vaccino, perché i rischi per il bambino piccolo si è visto che sono pochi, però significa proteggere il nonno, significa proteggere il parente, significa proteggere anche gli altri. Lei dice molto bene, certamente la vaccinazione nei minori affinché vengano protetti maggiormente le persone adulte, fragili, multiproblematiche che vivono a domicilio. Per cui lei insomma lo consiglierebbe, insomma, cioè i genitori non devono viverla come una cosa pericolosa, tra virgolette. Lo consiglio, ma non insisto. Grazie allora al dottor Guido Lucchini. Intanto ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi torniamo a parlare perché della sanità c'è tanto da dire, non c'è solo il Covid, ci sono anche tante iniziative che i medici, gli infermieri tutti i giorni fanno sul nostro territorio. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, siamo sempre in compagnia del dottor Guido Lucchini, il presidente regionale della Federazione dei Medici Chirurghi Odontoiatri appunto del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo trattato il tema Covid all'inizio, vaccini, terza dose, bambini, anziani. Io le chiedo intanto se c'è un aggiornamento sul fronte dei sanitari non vaccinati e quindi sospesi. Qual è la situazione per Pordenone e per il resto della regione? Sì. Ahimè, il discorso e il tema delle sospensioni è stato un tema che ci ha preso molto, perché capire, pensare e contare i numeri dei medici che non si sono vaccinati, ahimè, al sottoscritto fa male. I numeri fortunatamente sono bassi, ma anche un solo medico che non si vaccina non è una cosa bella, non è una cosa positiva. Posso dire che all'interno del nostro ordine, su 1900 iscritti tra medici chirurghi e odontoiatri, abbiamo avuto 29 sospensioni. Abbiamo quindi una percentuale molto bassa, però non doveva esserci neanche questa percentuale bassa. Nelle altre realtà della regione le cose sono migliori, sono poche unità a Udine, poche a Trieste, poche a Gorizia, ma non voglio entrare di petto e di persona negli altri ordini perché preferisco che siano gli altri presidenti di ordine a divulgare il loro dato. Così sommariamente io dico e parlo del mio ordine. L'ordine non sospende nessuno, il medico che non si vaccina viene sospeso dal Dipartimento di Prevenzione che ahimè in questo periodo sta lavorando alacremente dalla mattina alla sera, solo che la nota dolente è che i sistemi informatici tra le regioni non sono allineati tra loro. Quindi succede che tanti nominativi di medici pervenivano a questo ordine come non vaccinato e invece quel medico invece lo era vaccinato in un'altra regione, nella regione limitrofa, ma siccome, come dicevo, i sistemi informatici non comunicano tra di loro, ci sono stati poi dei ritardi. Questi medici in un primo momento erano stati sospesi e dopodiché, appena arrivata la comunicazione informativa della vaccinazione avvenuta nell'altra regione, in un batter d'occhio, cioè il giorno stesso, venivano reinseriti nel contesto dei medici abilitati alla professione. Ecco, c'è peraltro stato un caso proprio qui nel Pordenonese di un medico che è stato inizialmente sospeso, poi insomma ha presentato la documentazione per la quale aveva diritto all'esenzione ed è stato subito reintegrato e può naturalmente continuare a svolgere il suo lavoro, quindi ci sono tanti casi all'interno dei non vaccinati e vanno analizzati uno per uno, certamente, dando una giustificazione se c'è, certamente.
Allora io direi possiamo anche cambiare pagina, nel senso restare nella sanità ma uscire dal Covid, per dire quanto anche oggi la sanità territoriale è importante, ma soprattutto quanto il ruolo del medico di medicina generale è importante. Ce ne siamo accorti forse durante il Covid, quando non si poteva andare nello studio, bisognava soltanto telefonare. Adesso le cose stanno migliorando, si può ritornare ad avere quel rapporto anche di fiducia indispensabile con il proprio medico. Sì, diciamo sempre distanziati comunque, ma sempre con l'attenzione necessaria, cioè mai calare l'attenzione, perché questo sarebbe uno sbaglio enorme. Ecco, appunto i medici di medicina generale oggi possono però fare meglio il loro lavoro e, come dicevo prima, riprendere quel rapporto col paziente. Sì, certamente, adesso conosciamo un po' più di questa pandemia, non tanto, però quello stretto necessario per capire come ci si deve muovere, quando un nostro assistito telefona in studio, capire se quella tosse, se quel raffreddore, se quelle linee di febbre possono essere ricondotte ad un episodio influenzale banale oppure sospettare ad un Covid, ma se questa persona ha fatto le 2 dosi di vaccino, tutto ci rende più sicuro e quindi anche per noi il lavoro diventa un qualcosa di più leggero, nel senso che si approccia il paziente in una maniera diversa, ma sempre con tanta attenzione e al minimo dubbio si propone il tampone, certamente, il tampone naturalmente rapido e antigenico. Senta, diciamo che ci sono 2 gambe della medicina che servono a farla stare in piedi. L'ospedale, dove insomma abbiamo visto c'è la pressione, c'è l'urgenza, c'è il caso specifico da seguire, poi c'è la medicina territoriale che però è altrettanto fondamentale, forse si vede meno, se ne parla meno, ma ha un ruolo di primo piano. Ecco, queste 2 realtà come convivono e come state cercando di farle convivere in un periodo come questo? Direttore, una pandemia non si vince certamente in un ospedale, si vince sul territorio e nel territorio bisogna inserire tutti quegli strumenti necessari atti a contrastare il virus, perché solo così noi potremo avere una risposta chiara e forte nei confronti del virus. Come diceva lei, ospedale e territorio. Certo, l'ospedale è fatto per gestire le persone che sono affette da un processo acuto di Covid, dove la febbre alta, la difficoltà a respirare, la sindrome clinica in genere diventa importante e quel paziente non può essere gestito a domicilio. Invece il territorio serve a gestire quei casi di sospetto Covid, ma anche Covid positivi che presentano pochi sintomi. Questo è gestito dalla medicina generale, ma se questa persona va al secondo o terzo stadio, che abbiamo costruito una scaletta di gravità, allora ecco che intervengono i medici dell'USCA, delle unità speciali di assistenza appunto a domicilio, formate generalmente da giovani medici che in questa fase della pandemia si sono dimostrati veramente molto importanti, bravi e hanno saputo contrastare al massimo con delle azioni assistenziali forti e pertinenti affinché il virus non avesse la meglio nella sua progressione. Sì, anche una buona palestra per questi medici che cominciano e hanno dovuto subito cominciare, come dire, con qualcosa di veramente tosto. Ma sono entrati in prima linea fin dal primo momento, sono medici di trincea e in quanto tale si sono equipaggiati per un lavoro di trincea, cosa che noi non avevamo all'inizio, non avevamo guanti, non avevamo mascherine, non avevamo quei mezzi di protezione, quegli ausili di protezione necessari a farci lavorare in sicurezza. C'è anche un altro problema che è emerso nell'ultimo periodo, forse un po' più datato, però si è sentito particolarmente in questi ultimi mesi, che è quello della carenza delle guardie mediche. Si fa fatica a riuscire ad andare dalla guardia medica. Come mai? Chi è la guardia medica e perché c'è questa difficoltà a reperirle, a poter interagire con loro? Allora, prima di tutto diciamo il perché ci sono pochi medici di guardia medica. Perché è mancata una seria politica di programmazione da anni nell'ambito della sanità e quindi ogni anno si laureavano un determinato numero di medici, ma a questo numero non corrispondeva un giusto numero, un uguale numero di medici con la specializzazione. Non è il caso della guardia medica,
perché la guardia medica la può fare anche la persona, il medico che si è appena laureato, certamente, ma sta di fatto che i giovani medici si sono collocati in percorsi lavorativi diversi da quello della guardia medica. Hanno trovato lavoro nelle USCA, hanno trovato nelle azioni del tamponamento, delle vaccinazioni, cioè in lavori anche più remunerativi, giustamente, e siamo uomini, non possiamo tralasciare questo aspetto, e di conseguenza hanno scelto eventualmente altri percorsi lavorativi, ma sta di fatto che parlando di guardie mediche stiamo parlando di carenza di medici di continuità assistenziale, cioè la guardia medica, e quindi pensi che di 13 postazioni di guardia medica che la nostra azienda godeva fino a 2 o 3 anni fa, adesso siamo arrivati a 5-6 posti. Abbiamo dovuto decurtare i posti perché in questi ultimi mesi non riuscivamo più a coprire le sedi di guardia medica. Sì, questo è un fatto grave perché comunque alla guardia medica ci si rivolge per quei casi che magari non necessitano di andare al pronto soccorso. Non trovando la guardia medica si va di nuovo al pronto soccorso, andando a ingolfare un sistema che già di per sé è sempre complicato. È successo questo, naturalmente il cittadino che telefona e non trova dall'altra parte del telefono l'operatore sanitario, cioè il medico che possa dare una risposta congrua al suo bisogno, dove si rivolge? Al pronto soccorso, e ahimè, struttura già in sofferenza, figuriamoci anche con i cittadini che invece di praticamente avere il servizio della continuità assistenziale doveva, ahimè, andare al pronto soccorso. Ecco, si potrà fare qualcosa, incentivarli di più magari dal punto di vista, questo è un discorso che naturalmente spetterà all'azienda sanitaria, immagino alla regione, insomma al sistema nazionale. Sì, cioè, sicuramente questo è un problema di tipo nazionale. La regione nulla può fare per implementare il numero dei medici di continuità assistenziale, dipende da Roma. Ecco, pare che con l'ultimo intervento fatto il numero dei medici che si laureeranno dal prossimo anno saranno maggiorati di circa 3-4 mila unità. 3-4 mila unità. Di conseguenza un numero abbastanza sufficiente per affievolire questi temi, questi problemi. Siamo quasi in chiusura di trasmissione e ci tengo anch'io, so che ci tiene anche lei, insomma un ringraziamento naturalmente a tutto l'esercito dei medici che o in ospedale o nei propri studi insomma stanno continuando questa guerra, questa battaglia contro il Covid che sembrava forse dover finire prima, ma insomma ci rendiamo conto che ci siamo ancora dentro. Ma ahimè, mi onoro di rappresentare gli 8.500 medici del Friuli Venezia Giulia, ne sono grato e ne vado orgoglioso per l'impegno costante e quotidiano che questi giornalmente perseverano nel tempo in maniera forte e motivata, e la considerano veramente la loro attività una missione per la quale non possiamo certamente non ringraziare tutto questo esercito di medici come lei ha appena accennato. Che effetto le fa, e così concludiamo, vedere queste manifestazioni no Green Pass, no Vax, con queste persone proprio a dispetto di quello che diceva lei, e cioè del grande impegno che invece è stato messo in campo e che magari viene vanificato poi da queste azioni? Allora, le manifestazioni sociali sono delle manifestazioni democratiche, ma ahimè, secondo me la manifestazione democratica ha ragione di esistere se nei contenuti della manifestazione si portano avanti delle situazioni sociali vere, ben diverse da quelle che sono quelle degli ultimi tempi. Grazie, messaggio chiaro, grazie veramente al dottor Guido Lucchini per essere stato con noi questa sera. Grazie a lei per l'opportunità che mi ha dato di parlare e quindi di divulgare queste notizie ai cittadini della nostra area vasta e di tutto il Friuli, certamente. Insomma, immagino che saremo stati utili, almeno le persone a casa si faranno un'idea. Questa puntata di Screenshot termina qui, l'appuntamento è per domani sera. Arrivederci.